Benvenuti ad una nuova puntata di Noi Chiesa, una puntata monotematica anche quella di questa settimana. Nella solennità di tutti i santi la diocesi di Chiavari ha vissuto un momento straordinario di grazia. Il vescovo, prima della celebrazione eucaristica nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, ha concluso il rito della causa diocesana di canonizzazione di Don Nando Negri, il sacerdote diocesano fondatore del villaggio del ragazzo. Un percorso iniziato 5 anni fa, quando è stato avviato il processo. Nel corso di questi 5 anni sono state raccolte testimonianze, video, filmati, scritti del sacerdote e a conclusione il rito in cui tutto il materiale è stato sigillato e sarà poi sottoposto e portato a Roma alla Congregazione per la Causa dei Santi. Ritorniamo con le nostre immagini proprio al momento conclusivo, al rito che si è compiuto in cattedrale nella solennità di tutti i santi giovedì 1 novembre 2018. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Noi, Alberto Tanasini, per grazia di Dio e della Santa Sede Apostolica, Vescovo di Chiavari, conservata sintomnia que servanda erant, avendo osservato quanto si doveva osservare, con il presente nostro decreto dichiariamo conclusa definitivamente la fase diocesana del processo per la beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, Don Nando, sacerdote, fondatore dell'opera Villaggio del Ragazzo. Deputiamo pertanto il portitore perché provveda alla consegna degli atti alla Congregazione Romana per le Cause dei Santi. Chiavari, 1 novembre 2018, solennità di tutti i santi. In nomine Domini, io Pierluigi Pezzi, portitore nel processo di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri, giuro di compiere fedelmente l'incarico che mi è stato affidato, portare a Roma gli esemplari autenticati di detto processo e presentarli alla Congregazione delle Cause dei Santi, insieme alla busta contenente le lettere del delegato episcopale e del promotore di giustizia e lo strumento di chiusura. Che Dio mi assista e mi aiutino queste sante scritture. Io sottoscritto Alberto Tanasini, Vescovo di Chiavari, giuro di aver adempiuto il mio incarico nella causa di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri e di mantenere il segreto di ufficio. Che Dio mi assista, toccata la croce che porto.
Io sottoscritto, canonico Mario Strigoni, delegato episcopale, giuro di aver adempiuto il mio incarico nella causa di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri e di mantenere il segreto d'ufficio. Che Dio mi assista, tacto pectore, toccato il cuore. Io sottoscritto canonico Giuseppe Privitera, promotore di giustizia, giuro di aver adempiuto il mio incarico nella causa di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri e di mantenere il segreto d'ufficio. Che Dio mi assista tacto pectore. Io sottoscritto Don Andrea Borinato, notaio, giuro di aver adempiuto il mio incarico nella causa di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri e di mantenere il segreto di ufficio. Che Dio mi assista, tacto pectore. Postulatore. Io sottoscritto Raffaele Girlando, postulatore, giuro di aver adempiuto il mio incarico nella causa di canonizzazione del servo di Dio Ferdinando Negri e di mantenere il segreto d'ufficio. Che Dio mi assista e mi aiuti questo santo scrittura.
Vi prego di accomodarvi. Non voglio dire molte cose, questo atto che può sembrare formale è per noi un atto solenne. Vuol dire che da una parte abbiamo portato a termine quella procedura che ci eravamo proposti di verificare la santità di Don Nando e ringraziamo il Signore di questo. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per arrivare a questo punto, tutti coloro che si sono impegnati, alcuni li avete visti chiamati a giuramento, altri sono presenti, hanno raccolto i documenti, hanno raccolto le testimonianze, hanno esaminato come periti teologi e periti storici quanto è stato raccolto e a questo punto dobbiamo dire che per la nostra comunità noi riteniamo che davvero Don Nando meriti gli onori degli altari. Questo è il nostro giudizio, un giudizio che dovrà essere confermato dalla Santa Sede. Adesso comincia la seconda fase, che potrà essere anche prolungata, lunga, non lo sappiamo. A noi tocca pregare, continuare a pregare perché il Signore ci conceda la grazia di vedere effettivamente Don Nando sugli altari. Io sono fiero di aver potuto compiere questo atto verso il termine del mio mandato episcopale, dal momento che ho conosciuto bene Don Nando. Non aggiungo altro. L'esortazione a pregare, a chiedere che tutto proceda bene, che vengano riconosciute le virtù del nostro confratello e poi che ci sia il suggello di quel miracolo che è necessario perché venga proclamato beato. Questo avverrà quando il Signore lo vorrà. Ripeto, a noi tocca ora continuare a pregare. Da adesso lo abbiamo già fatto, continuiamo a farlo. Un particolare ringraziamento in chiusura voglio rivolgere al canonico Mario Ostigoni, il quale come delegato del Vescovo ha portato avanti, ha impegnato tutto questo tempo per compiere gli atti che ora si concludono. Viene confezionato il plico che sarà portato alla congregazione delle cause dei santi, confezionato, chiuso e sigillato con il sigillo del Vescovo.
Sclavarensis, beatificationis et canonizzationis servi Dei Ferdinandi Negri presbiteri. Chiusura del processo diocesano, sessio ultima. In nomine Domini, Amen. Nell'anno del Signore 2018, il giorno primo del mese di novembre, alle ore 17:30, nella solennità di tutti i santi, davanti all'eccellentissimo Alberto Tanasini, vescovo di Chiavari, e al reverendo canonico Mario Stigoni, delegato episcopale, presenti il reverendo canonico Giuseppe Privitera, promotore di giustizia, legittimamente citato. Io, notaio attuario, ho presentato sia gli atti originali che 2 esemplari autenticati, transunto e copia pubblica, in lingua italiana, del processo istruito nella diocesi da detto delegato sulla vita, virtù e fama di santità del servo di Dio Ferdinando Negri, sacerdote. Letta la dichiarazione del promotore di giustizia, il quale nulla ha da obiettare né contro l'originale di questo processo né contro le copie, l'eccellentissimo Vescovo e il delegato confermano l'integrità e autenticità tanto dell'originale quanto delle copie e ordinano che gli atti vengano consegnati al portitore perché le porti alla congregazione delle cause dei santi. In seguito l'eccellentissimo Vescovo ha invitato il portitore a prestare giuramento. In seguito il Vescovo e il delegato mi ordinano di stendere il verbale di tutto quanto avvenuto nella presente sessione, affinché firmato e timbrato da essi e dal promotore di giustizia in triplice copia, venga incluso negli atti originali e nelle 2 copie, e che io, notaio, faccia fede sull'autenticità delle firme e dei timbri. Ordinano inoltre che gli atti originali del processo, chiusi e sigillati, vengano conservati con cura nell'archivio della Curia diocesana e che il plico non venga aperto senza permesso del Vescovo. Ordinano altresì che le 2 copie autenticate, chiuse e sigillate e firmate da me sulla parte esterna, vengano consegnate al portitore designato insieme alla busta delle lettere. Compiuto tutto ciò, il Vescovo ed il delegato, il promotore di giustizia e il portitore designato firmano come segue. Di tutte e ciascuna delle cose realizzate, io sottoscritto notaio ho redatto il presente verbale ed in fede di ciò lo firmo e segno con il timbro. Chiavari, 1 novembre 2018, solennità di tutti i santi. Ed io, notaio, do fede che le precedenti firme, e precisamente quella dell'eccellentissimo Vescovo col suo timbro di forma circolare, intorno al cui bordo si legge Albertus Tanasini Episcopus Clavarensis, la firma del reverendo canonico Mario Stigoni, delegato episcopale, e il suo timbro di forma circolare, intorno a cui il bordo si legge Curia Episcopalis Clavarensis, Delegatus Episcopalis, e la firma del reverendo canonico Giuseppe Privitera, promotore di giustizia, e il suo timbro di forma circolare con l'iscrizione Curia Episcopalis Clavarensis, promotor Iustitie, sono state messe di loro propria mano in mia presenza, così come i timbri sopra descritti, e così ne do fede. Chiavari, 1 novembre 2018, solennità di tutti i santi. Dio porti a compimento quello che abbiamo iniziato. Ti vorremmo accompagnare.
Oggi, in occasione della commemorazione dei fedeli defunti, il Vescovo ha celebrato la Santa Messa nel cimitero cittadino di Chiavari e poi nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto. Di questo vi daremo conto nella prossima puntata di Noi Chiesa la settimana prossima. Ora vediamo quali sono gli appuntamenti che invece sono in calendario in questo fine settimana e cominciamo con un momento di gioia e di attesa per la comunità di Borzonasca, di San Bartolomeo Apostolo a Borzonasca e di San Lorenzo a Levaggi, che attende l'arrivo del nuovo parroco. Sabato 3 novembre alle 15 il Vescovo accompagnerà Don Daniele Beronio all'accoglienza dei suoi fedeli. La cerimonia avverrà nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Borzonasca, dove ci sarà un momento di accoglienza sul sagrato della chiesa con le autorità cittadine e i bambini della comunità parrocchiale, e poi la celebrazione dell'Eucarestia, a cui seguirà un momento di festa sul piazzale della chiesa. Giornata di festa domenica invece per la comunità parrocchiale di Bacezza a Chiavari. Alle 11 il Vescovo celebrerà la Santa Messa e al termine ci sarà un breve momento di convivialità sul piazzale per festeggiare la consegna dei lavori di restauro conservativo e manutenzione straordinaria del santuario, un'opera particolarmente impegnativa che si conclude proprio in questi giorni. Ricordiamo inoltre che domenica il rettore del santuario di Montallegro, Don Gianluca Trovato, invita tutti i rapallesi e tutti i fedeli della diocesi a partecipare ad un momento di preghiera che si terrà proprio al santuario mariano di Rapallo. Alle ore 16 la celebrazione dell'Eucarestia avrà un'intenzione particolare di preghiera a seguito dell'ondata di maltempo per ringraziare la Madonna di aver preservato ancora una volta la città. Non ci sono state vittime, ci sono stati tanti danni materiali ma non ci sono state vittime, e pertanto un ringraziamento a Maria. Al termine della celebrazione il rettore benedirà la città di Rapallo con il quadretto che è custodito proprio all'interno del santuario. Si conclude così questa edizione di Noi Chiesa, l'appuntamento è alla settimana prossima. Arrivederci.